La preparazione del gâteau, che è un dolce tipico sardo. Viene messo a caramellare lo zucchero, come adesso sta effettivamente facendo la signora qui da Proloco, e poi verrà sparso il caramello qui, verranno aggiunte le mandorle, poi verrà lavorato su questo tagliere per formare il vero gâteau, come vedremo. Le mandorle sono tagliate a scaglie e sono pronte per essere utilizzate poi nell'impasto. Vedete che c'è tanta gente, c'è molta attesa. Sono tutti dentro del gâteau, vediamo un pochettino. Ci siamo quasi. Il zucchero sta caramellando, quindi fra un po' verrà versato verranno versate le mandorle. La tavola viene preparata con l'olio, così non attacca poi il prodotto. Eccoci qua. Poi di qualche quanto li metti per un altro limpio. Praticamente le dosi sono 200 grammi di zucchero che ho fatto caramellare, e poi vanno aggiunte soltanto mezzo chilo di mandorle che sono state previamente tagliate a listelli e poi successivamente vengono tostate. Altri ingredienti non ce ne sono, se non ovviamente i diavoletti che vengono aggiunti dopo di zucchero, però così viene appiattito il prodotto e poi viene tagliato a pezzi. Questo è il gâteau. Il gâteau tipico. Qui siamo a Selegas, un paesino del centro-sud Sardegna. Questa è la maestria con la quale viene prodotto il gâteau, dolce tipico sardo. Viene appiattito bene, che poi verrà separato in listelli e servito, speriamo. Qui siamo già a buon punto, fuori piove, quindi c'è molta gente che si è radunata qui sotto in questa loggia tipica, la casa tipica sarda, campidanese pura. Questo è il prodotto, vedete, vengono aggiunti i diavoletti e poi verrà tagliato. Il prodotto è fatto e poi viene tagliato a pezzettini, pronto per essere servito. L'applauso. Così viene sporzionato e servito. È un dolce della cultura tipica sarda. I dolci di mandorla sono tipici sardi, c'è molta cultura nel dolce di mandorla, e questa è cultura campidanese pura. Viene tagliata a pezzettini e poi viene servito e offerto in questo caso.